Ed eccoci qua, siamo rientratissimi. Ancora buonasera a voi. Che piacere, insomma, abbiamo appena parlato con il sindaco di Minerve e questa sera, ovviamente, il nome dice tutto: voglia di festa, voglia di tanta festa, voglia di ripartire, di stare insieme, ma soprattutto di raccontare il nostro territorio. Ci fa davvero tanto piacere, e visto che si parla di Minerve, adesso io darei il benvenuto a Riccardo Giusti, il presidente della Proloco Minerve. Quindi eccoci qua, buonasera Riccardo, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Ciao Riccardo, come stai? Come va a Minerve? Come va? Tutto bene, dai, come tutti quanti stiamo cercando di affrontare al meglio questi periodi, sperando insomma di vedere la fine di questa storia, insomma. Ma sì, ormai secondo me sta arrivando, si vede questa luce in lontananza, dai che si Quello è vede, tutto. poi, ecco, esatto, poi so che voi non vi annoiate mai, non siete mai fermi, poi in questo periodo oltretutto avete fatto un sacco di cose anche per il paese, per le persone che hanno avuto bisogno, cioè, raccontami un po' questo periodo come è stato e poi dopo parliamo di feste, prego. Allora, in questo anno quasi e mezzo di blocco delle manifestazioni a livello di paese, la Proloco è stata protagonista a livello di territorio perché abbiamo partecipato ad alcune iniziative a sostegno appunto delle persone che erano in difficoltà in questo periodo. Certo. Abbiamo cominciato con la spesa a domicilio, andavamo a fare della spesa per chi ne avesse di bisogno, che non poteva muoversi di casa, diciamo così. Spesa in farmacia, tutto quello che insomma poteva, Bisogno della uno poteva persona. aver bisogno. Certo, Esatto. bravi, per questo va un applauso vero, bravi, perché non Grazie. è qui che si vede l'unione del, chiaramente delle Proloco, ma non solo, anche l'unione umana soprattutto, quindi bravi davvero. E quindi ecco, tanti si sono fermati per ovvi motivi, però tanti anche come voi hanno aumentato e invece di fermarsi hanno accelerato proprio per il bisogno delle persone del vostro paese, bravi davvero. E Riccardo, raccontami un po', allora parliamo di eventi, parliamo di voglia di festa. Quanta voglia avete di far nuovamente festa? Raccontaci. La voglia è tantissima. La voglia è tantissima, però bisogna un attimino essere anche razionali, certo, sul periodo che stiamo vivendo. Come dicevamo prima, si intravede una lucetta in fondo al tunnel. Direi che prima di mettersi giù a mettere nero su bianco quello che si vuole fare, bisogna aspettare e vederla un po' più chiara sta luce, ecco. Certo. Ovviamente poi sai, questo qui è un paese che pullula di manifestazioni, specialmente nel periodo estivo autunnale. Certo. Sagra di paese, festa della birra, ci sono varie manifestazioni, anche perché Minerve ha tante associazioni che fanno tante cose. Certo. E quindi si sente tanto la mancanza di questa unione, frizzantezza, certo, frizzantezza nell'aria, diciamo, no? E quindi vediamo un attimino come va e sicuramente insomma ci sarà la voglia di tornare a far presenza nel territorio, anche sicuro, non solo con le iniziative che ti ho spiegato prima, ma anche a livello proprio di fare anche divertire la gente. E vediamo come va. Riccardo, adesso per curiosità, no? Raccontaci un po', abbiamo capito, vabbè, il periodo adesso è particolare, quindi sappiamo che siete lì attenti, pronti per cercare di dare sempre qualcosa al momento giusto, chiaramente. Però noi adesso siamo costretti a chiederglielo, regia, glielo chiediamo, ma il vostro evento cavallo di battaglia, anche degli anni scorsi, qual è uno dei vostri eventi che vi sentite anche più vostro, più bello? Raccontaci qualcosa, perché siamo curiosissimi. La sagra di agosto. Oh, qua ti voglio. C'è gente che l'ultima ora dell'ultimo giorno della sagra di agosto già mi chiede l'anno prossimo cosa facciamo, chi viene. Certo. Hai capito? Quindi l'evento più grosso è quella sagra lì, perché è estiva. Certo. A cavallo è il periodo Ferragosto, 10 agosto, quindi periodo di ferie. Sì. La maggior parte della gente è in ferie, quindi si gusta tutti i 5-6 giorni di sagra che viene a fare. Certo. E questa qua è quella più importante. Poi noi sottinteso il nuovo direttivo che da 3 anni e mezzo è subentrato, abbiamo
aggiunto degli altri eventi, manifestazioni per il paese, sì, che pian pianino stavano cominciando a ingranare. Poi sai, abbiamo dovuto stoppare tutto, però devo dire che sono stati dei bei momenti. quindi Siamo molto orgogliosi. siete pronti? Però adesso con questo evento di agosto che avete sempre fatto, diciamo, è uno degli eventi chiaramente vostri a livello di Proloco più sentito. Qui c'è adrenalina, Sì. quando arriva agosto in generale, c'è adrenalina, ma quando secondo te si potrà, nel senso si vocifera qualcosa, ci potete spoilerare qualcosina per questo agosto, il prossimo agosto? Cioè, quando sarà possibile ripensare a qualcosa? Io credo che obiettivamente parlando si possa dire che la ripresa sarà l'anno prossimo, non quest'anno. Certo. Secondo me, Certo. perché sapendo come funziona l'organizzazione di certi eventi devi avere anche certe certezze che al momento non hai. Vero. Poi ti dirò, qua spoilerò una roba, questo direttivo è scaduto all'8 di marzo, perché il mandato dura 3 anni. Sì. Noi saremmo scaduti l'8 di marzo, fine febbraio. Abbiamo deciso di restare comunque in campo per portare a termine certe cose anche tecniche a livello di Proloco. Quindi adesso noi siamo ancora in auge. Vediamo, in teoria in luglio dovremmo fare l'elezione del nuovo direttivo. So che ci sono in paese delle persone che sono interessate. Quindi sicuramente noi vi seguiremo, ma soprattutto io spulciavo un po' anche le pagine Facebook e vedo che Proloco Minerbe APS possiamo comunque rimanere aggiornati e vedere anche da lì che cosa succede. Confermi? Assolutamente sì. Bene. Ecco, allora, intanto evviva Minerbe in primis, e poi speriamo al più presto di vedere qualche evento, perché noi, come non possiamo non dirlo, ma noi abbiamo voglia di festa. Quindi io, Riccardo, ti ringrazio per essere con noi. So che anche voi avete tanta voglia di festa e stiamo solo aspettando il momento giusto per dare il via ufficiale. Quindi io ti ringrazio per essere stato con noi. Ti lascio a te l'ultima parola, così magari puoi salutare anche tutti i nostri telespettatori a casa. Prego. Beh, assolutamente, vi saluto tutti quanti, vi mando un grandissimo abbraccio da Minerbe, nella speranza di vedervi tutti qui alle nostre feste il prima possibile. Certo, allora grazie Riccardo, grazie. Grazie a voi. Verrò anch'io, io verrò, ti verrò dietro mentre sei lì. Ospite d'onore. Onorato, grazie. Mentre sei di spalle io arriverò e ti farò, Riccardo, quindi ti verrò a trovare. Grazie Riccardo, grazie mille, noi ci vediamo presto. Viva Minerbe, grazie, ciao Riccardo, evviva, grazie anche al presidente della Proloco, grazie al sindaco di Minerbe per essere stati questa sera con noi, ma soprattutto grazie a voi che ci seguite, e da oggi in poi ogni sera 19:45 in primissima serata siamo qua, canale chiaramente 640, e mi raccomando, avete un evento, una festa del vostro paese, venitelo a raccontarcelo, dovete assolutamente venire a raccontarcelo. Come? Chiamate adesso il 377 386 1636 oppure scriveteci alla mail che vedete qui sotto. Quindi da Voglia di Festa è tutto e noi ci vediamo domani sera. Alla prossima, ciao!